Ed ora diamo uno sguardo alle origini del caffè, la sua storia. La pianta del caffè è originaria dall'Etiopia, nella regione abissina di Kaffa. Il caffè giunse in Europa intorno al 600, ma gli arabi ne facevano uso da molti secoli. Crudo prima, torrefatto poi. In Italia l'uso di questa bevanda, che inizialmente era chiamata vino d'Arabia, si diffuse nel Settecento a partire da Venezia, dove nacquero i primi locali dove la si poteva gustare. Oggi il caffè è consumato quasi in tutto il mondo, tanto che l'economia di molti paesi dipende dalla sua esportazione. Esistono vari tipi di caffè. Il caffè è infatti una pianta tropicale che può raggiungere i 10 metri d'altezza, ma è mantenuta a 2-3 metri per agevolare la raccolta dei frutti. Molte sono le specie di piante del genere Coffea, ma solo 2 sono più usate per la produzione di caffè. Coffea arabica si ottiene un caffè migliore di qualità, con sapore meno amaro e più persistente. Ha una percentuale di caffeina dell'1,7%, è sensibile al caldo e all'umidità e cresce tra i 900 e i 2000 metri. Robusta produce un caffè di qualità inferiore, ha un aroma debole, un gusto amaro, talvolta astringente, cresce ad altezza di 200-600 metri sul livello del mare. In zone migliori per la gestione della produzione, resistendo meglio alle condizioni più sfavorevoli che non ne permetterebbero la produzione. Ma dove si produce il caffè? La pianta cresce in paesi compresi tra il tropico del Cancro e del Capricorno. Trova il suo habitat naturale tra i 200 e i 1200 metri d'altitudine, con temperature variabili da 15 a 25 gradi in un clima caldo-umido. La produzione è ripartita in 3 zone geografiche: America centrale e del Sud, Brasile seguito dalla Colombia, poi El Salvador, Guatemala e Messico, Africa centrale, Angola, Costa d'Avorio, Etiopia e Uganda, Asia, Indonesia e India. Il frutto del caffè è una drupa o ciliegia che al momento della maturazione è di colore rosso. All'interno si trova la polpa e i 2 semi avvolti da una pellicola protettiva chiamata pergamino. Sotto il pergamino si trova un'altra pellicola sottile, la pellicola argentea. Oggi il frutto contiene 2 semi, ma talvolta se ne trova uno solo. Caffè perla. La raccolta avviene tramite picking. Gli uomini passano cioè più volte nelle piantagioni raccogliendo solo le bacche mature e sane. E lo stripping, si tolgono tutti con le mani, raschiando dall'interno verso l'esterno. I frutti cadono e vengono poi raccolti. Dopo la raccolta è importante estrarre in pochi giorni i chicchi dal frutto. Si può quindi operare con il trattamento a secco o in umido. Trattamento a secco. I frutti sono fatti essiccare stendendoli al sole, muovendoli più volte per evitare eventuali fermentazioni. Quando la polpa è secca si fanno passare le bacche in una macchina decorticatrice che spezza la buccia e il pergamino e libera i chicchi. Poi, tramite setacci, si preparano i chicchi da buccia e polpa e si dividono per grandezza. Il caffè, così prodotto, prende il nome di non lavato. Il trattamento in umido. I frutti passano attraverso macchine spolpatrici che in un flusso continuo di acqua rompono buccia e polpa, liberando i semi. Questi, ancora ricoperti da mucillagine di polpa e pergamino, sono fatti fermentare in vasche con acqua per 1-3 giorni in modo che la mucillagine si decomponga. I chicchi sono lavati dentro piccoli canali, poi passate in apposite macchine decorticatrici che spezzano il duro pergamino senza danneggiare i chicchi. Il caffè così ottenuto si chiama lavato. Dopo questi passaggi, il caffè verde è spedito in sacchi di juta verso i paesi importatori. Poiché il sistema di raccolta a stripping è sempre più diffuso, per avere un prodotto di qualità è opportuno separare i chicchi non al giusto grado di maturazione e quelli rovinati o fermentati dagli altri. Per far ciò i chicchi sono selezionati da apposite macchine. Questa operazione è svolta in alcuni casi da alcuni paesi produttori, più spesso dalle migliori aziende torrefattrici. La miscelazione è impiegata in molti prodotti perché il ciclo produttivo naturale non dà mai prodotti con caratteristiche identiche. Questa operazione può avvenire prima o dopo la torrefazione. Miscelando prima si ottiene un prodotto più omogeneo per gusto e profumi. Miscelando dopo si può regolare meglio la tostatura delle varie partite in base alle dimensioni e varietà del caffè.
Dopo la miscelazione il caffè è pronto per essere torrefatto ad una temperatura di circa 200-230 gradi per 10-15 minuti. La tostatura provoca importanti modifiche al chicco che cala di peso, aumenta di volume, diventa friabile, prende un colore bruno e sviluppa al proprio interno molti componenti aromatici volatili. Il grado di tostatura varia da paese a paese. In Italia la tostatura è effettuata con temperature e tempi più elevati. Nei paesi che gradiscono un gusto più leggero, il grado di torrefazione è inferiore. Dopo questa fase il caffè è velocemente raffreddato con getti d'aria fredda o acqua per evitare i surriscaldamenti dovuti anche ai fenomeni chimici che si verificano all'interno dei singoli chicchi. Il caffè verde si conserva a lungo senza problemi, ma dopo essere stato torrefatto le sue caratteristiche gustative e aromatiche durano pochi mesi. Se lasciato aperto, il caffè tostato perde gran parte delle sue qualità in 15 giorni. Una volta torrefatto, il caffè è subito confezionato per conservare la sua qualità più a lungo. I chicchi di caffè tostati sprigionano però gas derivanti dalla combustione, dei quali le tecniche di confezionamento devono tener conto per evitare che i contenitori scoppino. Per confezionare il caffè si utilizzano 4 tipi di metodi. Con chiusura ermetica, si tratta di sacchetti di caffè in grani senza nessuna valvola. Si possono notare nella confezione dei piccoli fori che permettono ai gas di uscire, ma all'aria di entrare. Sottovuoto. Si crea il sottovuoto nel contenitore e si inserisce una piccola valvola unidirezionale che fa uscire gas ma impedisce all'aria di entrare. Sottovuoto spinto. In questo metodo viene tolta l'aria ai sacchetti. Oltre all'aria si aspira gran parte delle sostanze aromatiche volatili che si sprigionano dai chicchi. Pressurizzazione. Il caffè è confezionato in contenitori metallici a tenuta stagna molto resistenti, immettendo gas inerti con una bassa pressione. Una valvola di sicurezza elimina eventuali eccessi di pressione dovuta ai gas sprigionati dal caffè.